Buongiorno a tutte e tutti, a chi ci segue da remoto e anche a chi è qui presente. È un piacere e un onore per me, in qualità di segretario dell'ufficio di presidenza, avere questi ospiti illustri che poi vado a presentarvi, e anche per trattare temi importantissimi e attuali come quello del traffico e dello sfruttamento di esseri umani. Ringrazio l'ufficio stampa che è qui con noi, che ci segue, gli uffici del Consiglio per questa giornata e tutti quelli che hanno voluto partecipare. Naturalmente anche la Presidenza. Per dare un'idea dell'attualità del tema di oggi basta sfogliare le pagine di tutti i quotidiani locali e negli ultimi giorni abbiamo sentito molto parlare di metodo Fincantieri, che descrive questo fenomeno come riporta la Nuova Venezia. Lo sfruttamento della manodopera straniera da parte delle ditte in subappalto nella costruzione delle navi, con operai pronti a sopportare stipendi da 5-7 euro all'ora. Niente straordinario festivi né ferie pagate, pur di avere un lavoro e il permesso di soggiorno. E poi andiamo oltre, perché basta andare nella pagina Facebook del Numero Verde Antitratta, dove si dice: migliaia di lavoratori sottopagati e sfruttati, costretti a orari e ritmi estenuanti, fatti passare da una cooperativa all'altra, in modo da risparmiare sui contributi assistenziali e previdenziali. Con queste motivazioni il Tribunale di Milano, sezione misure di prevenzione, ha messo in amministrazione giudiziaria per 1 anno 2 colossi della logistica, BRT, ex Bartolini, e Geodis, filiale italiana, entrambe controllate da 2 diversi gruppi francesi. Ecco, questo insieme al tema del traffico degli esseri umani è il tema che troviamo ben illustrato all'interno del fumetto Darshal, che oggi presentiamo. Rendere capillare e diffusa la conoscenza del fenomeno è fondamentale perché questo sia capito e perché la posizione delle persone sfruttate sia compresa dalla società e non stigmatizzata. Perciò quale metodo migliore se non quello del fumetto, capace di raggiungere un'amplissima platea? Non entro ulteriormente nel merito perché abbiamo oggi qui i nostri massimi esperti nazionali di questi temi e vorrei ringraziarli uno a uno, li presento. Abbiamo Susanna Sparaco del Numero Verde Antitratta e curatrice di Soste, la rivista che potete vedere lì sul tavolino, il cui primo volume è stato pubblicato lo scorso 17 gennaio e che potete scaricare dal sito internet del Numero Verde Antitratta, all'interno del quale si trova il fumetto che presentiamo oggi. Grazie a Maurizio Ercole, autore dei disegni di Darshal, e Cristiano Zentilini, autore dei testi di Darshal. Ringrazio infine, ma in modo particolarmente caloroso, Gianfranco Della Valle, che è il coordinatore del Numero Verde Nazionale Antitratta ed è uno dei massimi esperti nazionali, o forse bisognerebbe dire il massimo esperto nazionale del tema. Sappiate che Gianfranco tiene numerosi convegni in tutta Italia, uno degli ultimi è stato a Prato lo scorso dicembre, fa parte di una formazione multiagenzia sulla tratta rivolta a personale internazionale, militare e civile, che si tiene a Vicenza, al Centro di Eccellenza per le Unità di Polizia di Stabilità, organizzato con la collaborazione dell'OSCE. Si tratta di una formazione nel formato roleplay e coinvolge per alcuni giorni numerosi partecipanti da diverse nazioni, ognuno dei quali interpreta un ruolo. È uno sforzo organizzativo importantissimo che garantisce un alto livello di formazione ed è partecipato appunto, come vi dicevo, da numerose nazioni. Vi invito a visitare il sito internet del Numero Verde Antitratta, osservatoriointerventitratta.it, ricco di approfondimenti e materiali interessanti, e a seguire la pagina Facebook Numero Verde Antitratta, sempre aggiornatissima, e anche con le ultime, con i prossimi convegni e incontri formativi sul tema, sicuramente molto interessanti. Non aggiungo altro e lascio la parola a Gianfranco, poi a Susanna e agli altri intervenuti. Grazie. Grazie consigliera per le parole, grazie a tutti insomma, per
l'ospitalità e per averci chiamato a discutere di questo tema. Naturalmente rinnego questa questione sul massimo esperto nazionale, insomma, perché insomma, siamo in tanti che proviamo a discutere. Però due parole io credo siano interessanti dirle su cos'è il numero verde, come nasce e qual è il sistema antitratta italiano. Proprio due parole prima proprio di entrare nel merito di Darscial e di Soste, perché il numero verde nazionale antitratta è un presidio del Dipartimento per le Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri, nato nel 2000 insieme al sistema antitratta italiano. Il sistema antitratta italiano è un sistema composto da 21 progetti, uno per ogni regione, capofilati o dalle regioni, e la Regione Veneto è capofila di uno di questi progetti, o da soggetti del terzo settore o da comuni. È un sistema che fin dal 2000 ha lo scopo di far emergere le vittime di tratta o di grave sfruttamento in un'azione, diciamo, che è sinergica tra l'assistenza alle vittime, quindi la protezione delle vittime, e dall'altra parte, come è pensabile, il contrasto alle reti criminali, perché è chiaro ed evidente che dietro a questi fenomeni ci sono organizzazioni criminali spesso molto potenti. Potete immaginare che nel 2000, quando nasceva il sistema, era un sistema proiettato prettamente al femminile, prettamente all'interno della prostituzione sfruttata, la prostituzione di strada. Oggi quel mondo lì è cambiato e non a caso noi ci stiamo occupando sempre di più di sfruttamento in ambito lavorativo. Tanto per fare un rapporto, noi siamo passati da quegli anni in cui le persone che si incontravano erano esclusivamente donne, qualche transessuale ogni tanto e pochissimi uomini, e tutti all'interno dello sfruttamento sessuale. Oggi noi abbiamo un rapporto circa 60-40, cioè 60% sono donne e 40% sono uomini. Quindi naturalmente è cambiato quel mondo, circa il 40% delle persone che incontriamo in Italia provengono da sfruttamento in ambito lavorativo. Sfruttamento in ambito lavorativo che copre praticamente l'intera gamma dei lavori possibili, non solo l'agricoltura come si è pensato e si pensa comunemente, ma ormai non c'è settore produttivo italiano che non è coinvolto da fenomeni anche gravi di sfruttamento, manufatturiero, logistica, eccetera, eccetera. E il sistema antitratto, per ritornare il numero verde in particolare, dal giugno del 2021 è gestito in collaborazione diretta con il Dipartimento per le Pari Opportunità dalla Regione del Veneto. Lo è stato invece da prima, dal 2000 fino al 2021 è stato gestito dal Comune di Venezia. La Regione ha preso in eredità, come si suol dire, insomma, tutto ciò che faceva il Comune di Venezia, cercando di fare la governance di questi sistemi, e l'ho fatto grazie, mi permetto di dirle, lasciatemi spezzare una parola nei confronti della dirigente della direzione politiche sociali della Regione, la dottoressa Maria Carla Midena, che ha voluto fortemente questo transito insieme all'assessore Lanzarin. Abbiamo spostato quindi tutta l'operatività che aveva il numero verde all'interno della Regione e nel progetto. In più abbiamo aggiunto recentemente una progettazione che è un po' un'inclusione del Ministero del Lavoro, che si chiama Common Ground. Questo per dire che l'attenzione della Regione Veneto su questo tema è un'attenzione molto forte e competente. Perché, e qui vengo alla questione di cui stiamo parlando oggi, perché naturalmente sul tema dello sfruttamento eccetera potremmo dire molte cose, ma rischieremo di prendere troppo tempo. Un po' di tempo fa ci siamo posti il tema di come comunicare in modo giovane, in modo diverso, dei temi che sono insomma abbastanza comuni, perché li diceva prima la consigliera, li ascoltiamo dalla radio, li leggiamo sui giornali, cioè che è quello dei fenomeni migratori in cui ci sono all'interno situazioni di sfruttamento. E allora abbiamo pensato di farlo in modo un po' diverso dal solito, non fermarci alle solite comunicazioni che comunque facciamo e proviamo a fare, il sito, eccetera, incontri. E ci è venuto in mente, proprio discutendo, insomma, di che avevamo vicino a noi una persona molto cara e competente, che era Maurizio Ercole, che faceva i fumetti. E ho detto: Maurizio, ma insomma, perché non ci inventiamo un fumetto che parla di questo, no? E in fin dei conti non possiamo fare altro che chiedere ai progetti che ci diano una storia e la scriviamo insieme. E da lì è nata una cosa, perché poi insomma Maurizio ha coinvolto Cristiano Gentilini, che invece aveva una storia, ed è qui con noi, di sceneggiatore di fumetti, perché poi i fumetti vanno anche scritti in un certo modo, ma poi dopo non ci siamo accontentati di questo, perché il fumetto è nato a tavole, e poi abbiamo detto: beh, insomma, proviamo anche a dare un mostro grafico a questo fumetto. E allora abbiamo chiesto a un'altra persona che lavora con noi, che è Susanna Sparaco, che è un'operatrice del numero verde, ma che ha una competenza nel campo della comunicazione, del marketing, dire: beh, inventiamoci
una rivista che è Soste, dove abbiamo messo all'interno il fumetto, però abbiamo detto insomma, solo il fumetto, mettiamoci anche 2 numeri e chiediamo anche a qualche amico, perché parliamo sempre di amici, di scrivere 2 parole, no? Fare qualche piccolo intervento su questo fenomeno. Allora dentro ci sono testi di Marco Vizzolo, di Laura Calafà, di Paola De Gani, di Maria Grazia Giammarinaro, di Viviana Coppola, insomma di Andrea Moniroli, tante persone che insieme a noi fanno questo percorso, diciamo, di approfondimento e di studio di quello che succede, perché i fenomeni della tratta e del grave sfruttamento richiedono sempre di stare all'interno dei fenomeni, che sono fenomeni che cambiano molto, cambiano con grande rapidità e soprattutto devono essere in qualche modo, bisogna provare in qualche modo a prevenirli, e quindi quell'operazione che stiamo facendo noi, anche attraverso il fatto che il Numero Verde può gestire la banca dati italiana sulla tratta e sui interventi che si fanno sulla tratta, provare a capire quali sono poi le dinamiche che stanno cambiando all'interno del nostro mondo. Però io mi fermo un attimo qua e chiederei a Susanna invece di raccontarci un po' cos'è Darshal e cos'è Sosta, in modo che insomma, possiamo anche entrare un po' nel merito. Susanna, a te la parola. Scusate un secondo, volevo solo salutare il collega Jonathan Montarinello che è qui presente, prima di lasciare la parola a Susanna, e grazie anche a chi parteciperà in seguito, che ancora non è qui, ma c'è una commissione che si sta dilungando un po' e purtroppo mancano altri consiglieri. Comunque Montanariello è qui, grazie. Grazie mille, mi aggancio ai ringraziamenti fatti da Gianfranco per questo invito. Io sono Sparaco Susanna e lavoro all'interno dell'equipe del Numero Verde Antitratta dal 2016. All'interno dell'equipe mi occupo nello specifico di comunicazione grafica. Uno dei progetti che ci ha coinvolto e animato nell'ultimo periodo è stato proprio quello di Soste. Il titolo Soste significa il fermarsi, rappresenta per noi la necessità di fermarci a riflettere sui fenomeni con nuove lenti e con altri punti di vista. All'interno del volume abbiamo appunto scelto di mettere le 20 tavole che vanno a comporre il fumetto Il mondo di Darshal. La storia prende origine nel sud-est asiatico e vede un padre di famiglia costretto a spostarsi, ad emigrare, lasciare la propria casa e il proprio paese a causa degli effetti dei cambiamenti climatici in corso che gli tolgono la sua primaria fonte di sussistenza. Alla ricerca di un futuro migliore per sé e la propria famiglia si troverà imbrigliato all'interno di una rete di tratta e grave sfruttamento lavorativo. Per raccontare il fenomeno abbiamo pensato di ampliare lo sguardo, quindi non concentrarci semplicemente sulla tratta e il grave sfruttamento. Abbiamo voluto inserire anche altre tematiche a livello globale, come ad esempio il peggioramento delle condizioni di vita nei paesi da cui provengono le persone migranti a causa di alluvioni, carestie, desertificazione, non da ultimo i conflitti. E, oltre a questo abbiamo cercato di parlare anche delle violenze, delle torture che subiscono i migranti durante il loro viaggio verso i paesi di destinazione, ma anche le aspirazioni e le illusioni che portano durante il loro percorso migratorio, anche la difficoltà e i fallimenti che si possono vivere, la difficoltà a riconoscere questi fallimenti sia per loro stessi sia per le loro famiglie d'origine. Abbiamo scelto di raccontare questo fenomeno attraverso un mezzo non convenzionale come quello del fumetto, per cercare di agganciare una platea, un pubblico più ampio. Per questo ci siamo affidati alle competenze di Maurizio Ercole per quanto concerne i disegni e Cristiano Zentilini per quanto riguarda la sceneggiatura. Durante la prima fase di studio ci siamo fatti aiutare, come anticipava appunto Gianfranco, anche dai progetti antitratta a livello nazionale, che ci hanno fornito delle storie reali di migranti che sono stati sfruttati. Ovviamente tutelando il più possibile la privacy delle persone, abbiamo preso degli spunti e costruito una storia. Grazie al sapiente uso del colore e delle linee molto delicate e dolci, Maurizio Ercole è riuscito attraverso i suoi disegni a raccontare le emozioni dei personaggi e Cristiano Zentilini le ha arricchite con i testi che sono credibili ma con una vena anche di ironia per rendere maggiormente coinvolgente il racconto. Quindi li ringrazio.
In questo percorso abbiamo scelto di arricchire il fumetto da alcuni contributi per contestualizzare il fenomeno e per descriverlo nelle sue molteplici sfaccettature. È per questo che abbiamo richiesto ad esperti del mondo della tratta, sia all'interno dei progetti antitratta, dei 21 progetti antitratta finanziati dal Dipartimento per le Pari Opportunità, sia soggetti esterni, facenti capo ad esempio alle università, alla magistratura, all'ispettorato del lavoro, ai sindacati, per arricchire maggiormente la produzione di soste. Il volume è stato diffuso una tavola ogni 15 giorni all'interno della nostra pagina Facebook, all'interno del nostro sito, come anticipava la consigliera, www.osservatoriointerventitratta.it, e nella newsletter quindicinale che diffondiamo attraverso il numero verde. Adesso noi stiamo già lavorando al secondo volume di Soste, che verterà principalmente sul tema dello sfruttamento sessuale e sui luoghi della prostituzione, attraverso delle immagini significative e delle storie che abbiamo raccolto attraverso la collaborazione delle unità di contatto e di strada che aiutano e sostengono le persone che si prostituiscono in strada. Volevo aggiungere su quello che diceva Susanna una cosa che è specifica di Darshal, nel senso che noi abbiamo pensato, abbiamo immaginato, anche grazie naturalmente, abbiamo fatto una serie di riunioni con Maurizio, poi con Cristiano, anche per insomma raccontarci le cose che si vedevano eccetera. Abbiamo immaginato Darshal è un bambino che non è qui in Europa, è un bambino che resta a casa, resta in questo ipotetico paese che potrebbe essere qualsiasi paese del sud-est asiatico, poi alla fine si scopre che c'è una cosa che riguarda il Bangladesh, ma insomma è irrilevante poi che sia il Bangladesh o il Pakistan, perché l'altro elemento, e questo è un elemento che proviene da una storia vera, era quello di immaginare la famiglia che resta, in che modo si proietta, no, la migrazione del familiare, perché spesso succede questo, insomma, no? E la storia vera è questa, a me piace raccontarla perché siamo partiti proprio da questo, tra l'altro una persona emersa nel Veneto, insomma, no? Che poi viene trovata in una situazione abitativa molto degradata perché dormiva per terra e lavorava nell'azienda lì vicino, azienda agricola in quel caso. E lui diceva, a un certo punto ha detto all'operatore, io mi vergogno di dire a mio figlio che qui dormo per terra, perché almeno quando sono partito un letto ce l'avevo, no? E allora questo esprime molto bene, insomma, no? Quali sono poi le differenze, no? In cui insomma, l'immaginario della migrazione, quindi vado in un posto dove probabilmente starò meglio, sarò in grado di aiutare la mia famiglia, eccetera, che è tipico della migrazione nell'ambito lavorativo e poi dello sfruttamento nell'ambito lavorativo, e la disillusione totale, no, di questo fallimento anche, no, perché poi si ritrovano in situazioni assolutamente diverse. Ed è molto bello, insomma, nel fumetto, perché poi Cristiano l'ha arricchito con queste battute che fa il bambino, no? C'è questo pezzettino quando dice chissà che bella nave sarà quella con cui sta facendo il trasporto per costare così tanto, no? Quindi questo immaginario che è totalmente diverso dalla realtà. Ecco, quindi abbiamo voluto usare questo tipo di linguaggio, no? Ecco, un'altra curiosità, ma insomma che a me piace sempre raccontarla perché è stato un prodotto dell'intero gruppo degli operatori del numero verde, no? Che è una squadra fatta da 11 persone molto formate, molto giovani nella media, con anche differenti professioni. Abbiamo l'assistente sociale piuttosto che l'esperto in diritti umani, piuttosto che l'esperto in relazioni internazionali, piuttosto dei mediatori linguistici, perché questo è l'altro elemento di questo sistema, no? Che richiede competenze diverse. E gli abbiamo dato i nomi di tutti gli operatori, nel senso che Darshal è Dario, Gian che è il papà di Darshal che migra, e Gianfranco che sono io, poi c'è Susi, c'è Ani, eccetera eccetera. Abbiamo giocato un po' sui nomi perché a volte, questo grazie naturalmente anche al contributo dei nostri fumettisti. Ecco, questo per dire insomma come nasce questa cosa, che vuole essere una cosa simpatica, ironica, che però tratta un tema assolutamente importante e di grande attualità,
e mi permetto di dire anche di grande tristezza, perché poi insomma dentro la storia che viene raccontata nel fumetto è una storia insomma di continui violazioni dei diritti umani, perché l'altro elemento su cui noi basiamo tutti gli interventi a livello italiano è il principio dei diritti umani delle persone, no? Perché che sono spesso violati, sono spesso calpestati, ed è una violazione dei diritti umani il fatto di essere pagati 2 euro l'ora invece che una paga normale, di vivere in un posto dove non ci sono i minimi requisiti igienici, di essere trattato male, eccetera, solo perché si proviene da un altro paese. E questo naturalmente è una responsabilità di tutti noi, e sappiamo, insomma, c'è molta gente, e questo indipendentemente dagli schieramenti politici, tanto perché, per essere chiari, insomma, che sulla questione dello sfruttamento in Italia sta lavorando molto e sta lavorando bene proprio per provare a cambiare questa situazione, e credo che questo sia un elemento di grande importanza. Se Cristiano o Maurizio volete fare un saluto, dire qualcosa, Vedo il mio insomma, posto. che vi è rimasto impresso di questo numero? Prego. Allora, intanto voglio ringraziare il gruppo del Numero Verde che mi ha dato la possibilità, e anche a Cristiano, di affrontare questo tema che rispetto alla nostra produzione abituale era un po' atipico, perché noi in qualche modo ci siamo sempre specializzati nel genere di fantascienza, fantasy, quindi diciamo fumetti con una forte componente fantastica. Personalmente mi era già familiare il tema, perché per tanti anni ho lavorato nel settore della grafica e lavoro tuttora, però nell'ambito sociale, in particolar modo nell'ambito sociale, quindi, però mai mi era capitato di lavorare nel disegno, che è l'altra mia metà, diciamo, creativa, su questi temi. Non mi era mai capitato di lavorare proprio su queste tematiche qua, ed è stato un arricchimento, ecco, lo è stato anche per te, Cristiano, immagino, perché anche tu, abituato con le tue sceneggiature proprio al genere fantascientifico, è stato un passaggio importante, insomma. E sotto il profilo tecnico, proprio perché sono fumetti fortemente ancorati nella realtà, ci ha in qualche modo costretto a una documentazione molto forte, perché nel fumetto, diciamo, di genere fantastico possiamo concederci tutte le licenze, e spesso a volte anche ho riflettuto su questo, perché abbiamo scelto il genere fantastico, forse perché ci dà massima libertà. Invece in un fumetto di questo tipo è necessario restare fortemente ancorati alla realtà. Poi aggiungiamo anche che dovevamo svolgere tutto il lavoro con anche una certa leggerezza, perché i temi sono piuttosto drammatici, però l'obiettivo era quello di rivolgersi a dei ragazzi studenti che in qualche modo, ma un po' per disattenzione, non affrontano certi temi. In questo modo, con un fumetto, li avremo introdotti a dei temi forse anche molto impegnativi. Ecco, quindi riuscire a trovare questo equilibrio, non è stato facile riuscire a trovare questo equilibrio tra serietà del tema e drammaticità di tutti gli eventi che poi si vanno a descrivere, e invece un piglio un po' più, non dico scanzonato, ma più leggero, ecco. Poi, come dicevo, la documentazione è stata fondamentale, anche perché una delle cose che ci erano state chieste dal gruppo del Numero Verde è di non stigmatizzare un'etnia, e quindi cercare di costruire una sorta di non so, figura tipo in cui molti si potessero anche identificare, no? Sì, perché poi il fumetto deve far scaturire quel transfer, cioè il lettore in qualche modo deve impersonificarsi nel protagonista, e quindi se avessimo caratterizzato troppo, forse, anzi, avremmo puntato troppo il dito e forse avremmo ottenuto anche l'effetto contrario. Quindi la difficoltà maggiore è stata quella proprio di costruire una figura credibile, quella del bambino d'Arshale e di tutta la famiglia, che in qualche modo fosse efficace e funzionale anche nella storia, no? Poi il fumetto è uscito di ogni 15 giorni, quindi molti personaggi sono nati strada facendo. Quindi noi inizialmente abbiamo lavorato su Darshale e la famiglia, quindi la mamma, il padre e il bambino, però altri personaggi, come ad esempio il compagno di viaggio, è nato proprio spontaneamente, e come spesso accade
i personaggi stessi poi prendono anche il sopravvento rispetto a chi li crea, e quindi sono come emersi da un inconscio, e quindi c'è stata, almeno io l'ho vissuta così, insomma, ho visto che senza farne troppo uno studio troppo approfondito, visto che sono emersi probabilmente da persone che ho conosciuto. A Mestre ho avuto occasione di conoscere molte persone di altre etnie, infatti mi è stato molto utile, insomma, anche questo nel lavoro. Basta. Sì, grazie Maurizio, perché credo che Maurizio abbia nei disegni colto veramente alcune essenze eccezionali, insomma, no? Perché non è semplice. Però Cristiano, so che tu sei a posto, possiamo fargli dire una roba dal posto, solo perché... no, ho capito, però no, esatto. No, ma è proprio sì, una roba velocissima. Perché volevo chiedere a Cristiano solo una roba. Cristiano, quanto è stato importante per te quanto è stato per te importante, scusate questa roba, Cristiano fa un po' fatica a venire sul palco, quindi preferiamo tenerlo sulla sedia. Quanto è stato importante per te inserire anche degli elementi ironici all'interno di questa storia? È stato molto importante questo. Cioè, è stata studiata come cioè, qualche cosa che doveva colpire il pubblico in questo senso, cioè lasciarlo con un sorriso, e mi sembra che ci siamo riusciti, spero almeno. Sarebbe interessante sapere cosa ne pensano gli interessati veri, diciamo, di questa cosa, i migranti che abitano in zona, e se l'hanno potuto vedere o cosa ne pensano loro, insomma. Perfetto. Prego. Sì, io l'ho visto, l'ho letto, questo fumetto, e mi è piaciuto molto. Se non avete altro da aggiungere, io farei una domanda un po' a tutti voi. Esatto. Volevo capire quali prospettive di diffusione ci sono di questo fumetto, perché appunto per essere stato ben fatto e anche per rendere onore al vostro lavoro, mi piacerebbe che all'interno delle scuole, ad esempio, ricevesse massima diffusione. Anche perché ha una caratteristica peculiare, l'avete detto anche voi, c'è molta fantasia, molti colori, quindi è capace di attirare i più piccoli. E l'altra domanda era se, non bisogna spoilerare le cose, ma se è in previsione una seconda edizione della storia di Darshal, perché se c'è un prosieguo, perché effettivamente questa storia si presta anche ad avere un seguito, quindi si è prevista nella seconda edizione una prosecuzione della storia di Darshal. E allora provo a risponderti intanto sulla questione e sulla diffusione. Naturalmente io confesso, insomma, no, che noi, come sempre, essendo degli operatori sociali, eccetera, alla fine ci preoccupiamo meno del problema della diffusione, no? Nel senso, noi ci occupiamo, come ha giustamente sottolineato Maurizio, abbiamo lavorato molto con la costruzione del prodotto, quindi cercando di immaginare chi la leggeva, eccetera, eccetera, poi magari lo stiamo utilizzando nelle volte in cui andiamo nelle scuole, nelle volte in cui incontriamo delle altre persone. Interessante questa suggestione che faceva Cristiano, che rispetto diciamo alle popolazioni migranti che leggono questa roba, io mi ricordo che la nostra mediatrice di Bangladese l'ha visto e ci ha detto bellissimo, questa volta avete inquadrato molto bene la situazione, eccetera, complimenti, e quindi questo è un segnale, però naturalmente potrebbe essere molto più esteso. Il tema della diffusione chiaramente è come sempre una questione, e questo riguarda un po', e lo dico con un po' di amarezza, riguarda un po' il nostro mondo, cioè il mondo dello sfruttamento, della tratta, eccetera, che essendo una cosa un po' di nicchia, rischia perfino di essere un po', insomma, sottotono, no? E per noi una scommessa che ci siamo fatti è quello di provare a usare tutti i mezzi possibili e immaginabili per diffondere, diciamo, l'informazione, perché io sono convinto che spesso uno dei problemi per cui non riusciamo a incidere di più di quello che siamo in grado di fare è forse per un gap di conoscenza da parte della popolazione normale, no? Faccio l'esempio, ma lo faccio con molta onestà e con molta critica da funzionario pubblico, no? Il Dipartimento delle Pari Opportunità, perché insomma, per cui lavoriamo, insomma, credo abbia fatto in questi
questi ultimi anni tantissime campagne sul 15-22, che è l'altro numero giustamente sulla violenza di genere. Recentemente ha fatto anche una campagna sul numero verde del NUNAR, cioè del numero verde antidiscriminazione, sempre gestito dal Dipartimento delle Pari Opportunità. L'ultima campagna sul numero verde nazionale in aiuto alle vittime di tratta risale al 2011. No? Questo per dire l'attenzione, ma ripeto, non è assolutamente cattiveria, credo sia proprio una questione di quanto è al centro di un'agenda non solo politica ma anche tecnica, no? Della diffusione delle informazioni rispetto a questo, e questo è ovviamente un elemento che va... Ciao Barbara! No, saluto Barbara Penzo, che è un'operatrice che da tanti anni lavora su questi, stavamo parlando ma figurati, stavamo parlando proprio di questo, insomma, no? E quindi questo è uno degli elementi che spesso noi come operatori sociali lavoriamo molto per produrre delle cose di qualità o per fare delle cose buone, belle, e poi magari facciamo fatica a comunicarle, e questo è un po' il limite, insomma, che abbiamo, ma ce l'abbiamo da sempre, no? E quindi su questo ci appelliamo a tutti coloro i quali, per cui se tu mi dici abbiamo pensato a una diffusione massiccia del fumetto, no, risposta no, tanto per essere sinceri fino in fondo. E l'altra questione invece, ci sarà un continuo. Allora, noi ci abbiamo pensato sicuramente. Una delle cose su cui stiamo lavorando è per esempio trasformare Darshall in un piccolo video, no? Un cartone animato, perché l'altro elemento che c'era venuto, sempre grazie alle suggestioni anche di Cristiano eccetera, di trasformare questa storia anche in una storia addirittura ancora più facile, perché paradossalmente il fumetto, per quanto un elemento giovane, cioè, interessa un pezzo dei giovani, perché naturalmente bisogna leggerlo. E bisogna metterci impegno, come dicevamo, no? E allora abbiamo detto proviamo a fare uno strumento ancora più veloce, quindi un video, un cartone animato, no? Se vuoi dire qualcosa tu su questo. No, semplicemente un video lo puoi diffondere anche nei social, quindi sicuramente, perché leggere il fumetto online è anche difficile, anche se abbiamo lavorato proprio per semplificare il segno, renderlo il più fruibile possibile anche a monitor, diciamo, soprattutto nei cellulari, però il video chiaramente è la forma più seduttiva anche per i ragazzi, ormai sono abituati ai videogiochi che hanno resettato un po' tutto, quindi, però c'è uno zoccolo duro di appassionati che chiaramente seguono il fumetto con molta passione, però se si fa un video si entra un po' dappertutto, ecco, sì. E altra questione, naturalmente abbiamo pensato che comunque ci appassiona lo strumento del fumetto, avevamo già chiesto anche a Maurizio eccetera, magari di pensarlo anche per altre forme di sfruttamento, per altri contesti eccetera, perché questo era relativamente esclusivamente alla questione dello sfruttamento lavorativo, tra l'altro di un contesto del mondo eccetera, quindi provare a fare intersezioni anche di altro genere è naturalmente una delle scommesse per il futuro, però insomma, come ti dicevo, insomma, il tema nostro, insomma, del sociale è un po' questo, no? Quello di riuscire a mettere insieme tutte queste cose, no? La capacità di farle le cose, di farle bene e di comunicarle bene. A volte riusciamo a fare molto bene le cose, magari a comunicarle un po' male, altre volte insomma facciamo il contrario, però questo molto raramente. Visto poi comunque la sensibilità dimostrata dall'assessore Lanzarin e dalla Regione del Veneto, insomma speriamo ci sia la possibilità di dare ampia diffusione sia a questo fumetto sia al successivo video che aspettiamo di presentare qui una seconda volta molto volentieri. E io vi ringrazio ancora per questi spunti, perché appunto arriviamo a parlare di temi attualissimi e così importanti, ma forse poco conosciuti ancora dal grande pubblico. Quindi la diffusione, come avete detto anche voi, è molto importante. È importante tanto quanto la creazione di fumetti, di report, di relazioni lì sul tavolino, se poi si possono distribuire anche giustamente. E quindi anche fare informazione a nostra volta credo sia una cosa doverosa e giusta. Vi ringrazio ancora e alla prossima con la presentazione del video. Grazie a voi.